che oggi si affida niente poco di meno al grande centravanti del Bayern Monaco, Wittgenstein. Amiche e amici, folle e folli, la rapsodia del non editoriale prosegue tra i flutti imprevedibili dell'essere e del non essere, della quotidianità apparente, nell'apparente caos, nell'apparente ordine. Oggi ci immergiamo poco, non molto, non temete, nella traversata aforistica della vita di Ludwig Wittgenstein. Pensieri diversi, edito da Adelphi, è questo viaggio che inizia nel 1914 e finisce nel 1951, l'anno della morte di Wittgenstein. Attraverso i suoi aforismi emerge la sua visione della società, della musica, della letteratura, del cristianesimo, dell'ebraismo, della scienza, sostanzialmente l'estraneità, recita il risvolto di copertina di questo libro, al mondo moderno, in quanto fondato sul culto della tecnica e del progresso. Qualche pillola, giusto per immergersi, non troppo, per carità, in questi pensieri diversi. 1914. Se sentiamo parlare un cinese, siamo portati a prendere le sue parole per un gorgoglio inarticolato. Chi capisce il cinese vi riconoscerà invece il linguaggio. Così spesso io non so riconoscere l'uomo nell'uomo. 1929. Tutte le mattine dobbiamo di nuovo farci largo tra i morti detriti per poter giungere al vivo, caldo nucleo. Sempre del 29. Se qualcosa è buono, allora è anche divino. In questo, stranamente, si compendia la mia etica. Solo il soprannaturale può esprimere il soprannaturale. E ancora, non si può condurre gli uomini al bene, si può condurli solo da qualche parte. Il bene è al di fuori dello spazio dei fatti. 1931. È vergognoso dover mostrare se stessi come un otre vuoto, gonfiato solo dallo spirito. Sempre del 31. Noi lottiamo contro il linguaggio, siamo in lotta contro il linguaggio. E ancora nel 31 scrive Wittgenstein. Kleist ha scritto una volta che al poeta piacerebbe più di tutto poter trasmettere i pensieri senza parole. Che strana ammissione. E ancora del 31. L'inesprimibile, ciò che mi appare pieno di mistero e che non sono in grado di esprimere, costituisce forse lo sfondo sul quale ciò che ho potuto esprimere acquista significato. Ludwig Wittgenstein. Pensieri diversi. Biblioteca Adelphi. E noi restiamo sui pensieri diversi, come vi avevo detto, però facciamo un'incursione in tematiche più lissoniane. Per gli amici di Radio Padania è evidente. No, niente UFO su Malpensa. Come sapete, ogni argomento conosce il suo lato oscuro, leggendario, e da quando
Allora, io vi dico cosa succede nella mia testa quando sento queste cose. 3/4 della mia testa dicono sono delle cagate. Proprio, allora, il pensiero lo dice la sensazione, che d'accordissimo, il sentimento dice sì, sono delle cagate incredibili. Poi c'è l'altra che è sempre la più timida, no? È quella un po' più fragile. L'intuizione che dice se fosse vero, e tutti e tre dicono ma no, intuizione, non puoi pensare che sia vero, e se cominciano a litigare. Adesso sta succedendo anche in questo momento nel mio cervello, perché la mia povera intuizione, lei è fatta così, no? Appena c'è una roba un po' strana, lei dice e se fosse vero, e tutti e tre si arrabbiano, tutti e tre, anche se ormai la sopportano, perché sono 33 anni e ce l'hanno in giro, cioè da quando si sviluppa l'intuizione, che è una delle prime peraltro, quindi la sopportano. Però ecco, volevo dirvi che questo è quello che accade nella mia testa. Volete raccontarci inside out cosa accade nella vostra testa? Lo potete fare benissimo, anche se stiamo sconfinando dalla politica razionale alla psicopolitica, allo 0266 20 35 29, linee aperte e libere. Abbiamo preso questo pretesto, non vogliamo offendere chi ci crede ciecamente, non vogliamo dileggiare chi l'ha fatto, chi indaga queste cose. L'abbiamo presa a pretesto per far vedere come dietro ogni storia ci sia una leggenda. La leggenda ha i suoi tratti di fascinazione, i suoi tratti totalmente irrealistici, ma voi che rapporto avete con la leggenda? Come reagisce il vostro cervello? Fa come il mio, cioè 3 contro 1, se la prendono tutti con l'intuizione, che a lei piacerebbe sempre pensare che forse c'hanno ragione quelli che dicono la cosa più strana, oppure no? Potete prendere questo caso, potete prendere tantissimi altri casi più controversi, più bizzarri, insomma, davanti al mistero, come reagisce la vostra testa? 0266 20 35 29. Potete anche buttarla in burletta, come fa l'Anonymous, che mi dice quella linea magica passa anche dall'autogrill di Firenze sulla 1 e per casa di Renzi tra bagno e salotto. Può essere. Vediamo chi si cimenta. Abbiamo già un ascoltatore. Pronto? Ciao, sono Pietro da Bergamo. Ciao Pietro, io benvenuto. vorrei parlare un attimo ancora dalla TAV. Sì, vuoi parlarne serio politico, però mi sembra dal timbro, sì. Non vuoi parlare del mistero tu, Pietro? Infatti, io l'ho già detto una volta a Sammy Varini. Povera intuizione. L'ho già detto una volta. Allora, si parla tanto di queste gallerie, questi lavori che si devono fare, ma lo sapete che in Val Brembana, da Zogno a San Pellegrino, sai dove è San Pellegrino? Dove ci sono le fonti, le terme? Ci sono tiri in continuazione avanti e indietro che portano l'acqua, perché l'acqua a San Pellegrino va tutto il mondo, va negli Emirati, va in America, va in Australia, in tutto il mondo va, perciò figurati quanti tir che passano, che vanno giù al deposito. E poi c'è la Fonte Bracca, anche lì camion che vanno avanti e indietro. C'è una strada iniziata 10 anni fa, sono 3 anni che è ferma, sono 10 chilometri di strada, hanno espropriato terreni, fatto gallerie, già pronta, in pratica finita. È 3 anni che li ferma. Ma perché non si fanno queste cose invece? Che poi si porta dalla Val Brembana, si va a Foppolo, si va a San Simone, si va a Passo San Marco, si scende in Valtellina. C'è un casino dell'osti e c'è la strada ferma. Pietro. Grazie mille Pietro. Pietro mi sembra non interessato al mistero, ma è riuscito a dirci la sua sulla tavola. Lo potete fare se volete, ne abbiamo già parlato mezz'ora prima, ne parleremo domani, ne parleremo dopodomani, ne parleremo per anni. Se invece volete dar retta e avete abbastanza coraggio a fare outing come ho fatto io, cioè come reagisce la vostra testa di fronte a queste leggende, questi complotti, queste mitologie? Siete più propensi insomma a chiudere e dire ma sono bare, oppure c'è una parte che dice però magari che come sapete questa è la voce della mia intuizione. Contenta intanto di salutarvi, di solito raramente può parlare al microfono. Ciao a tutti, prendiamo una telefonata. Pronto? Caro Voltumano della Eccolo Lega. Qua, è arrivato Luca da Colico. Esatto. Uno degli autori di Rebelot, per questo lo presento. Tu ti ricorderai sicuramente cosa diceva il nostro collega Eraclito: chi non si aspetta l'inaspettato non troverà la verità. Urca, bella questa. Detto questo, è da giorni che ti voglio far parte di una cosa che potrebbe essere un elemento di Rebelot, e cioè un aneddoto, però una storia vera. È un quiz che lancio e che potrebbe essere interessante. Vai, nel comune di Tremezzina c'è un solerte vigile che Tremezzina è sulla statale Regina come comune, che ha stilato 4.000 verbali.
La cosa interessante non è questo, ma è sapere quali sono gli automobilisti stranieri più indisciplinati. Ci sono dai sudafricani, gli statunitensi, di tutti i paesi europei, tutti, russi, moldavi, tutte le nazionalità, e ce n'è una che spicca in maniera abbastanza incredibile come quella dei più disciplinati. Gli svizzeri? No, non indovineresti mai, perché è una cosa che mi ha lasciato basito e che richiama l'attualità del denunciato di Eraclito. Cioè. Detto questo, aggiungo aspetta, però ci devi dare la soluzione. I tedeschi? No, tu li devi lasciare almeno 24 ore sulle spine, così tutti a rovelli. I finlandesi? Bravo, come fai a saperlo? Davvero? Ci ho azzeccato? Hai azzeccato, Pinti. I finlandesi? Hai doti taumaturgici. Vedi la mia intuizione che la trattavo male un minuto fa, vedi che sei in gamba. Secondo me che brava la mia intuizione. All'otto dovresti. Mamma mia, che diavolaccia che sei, ti stavamo prendendo in giro. Lo so, ma è così la mia intuizione, la stavo prendendo in giro e lei ha dovuto far vedere che è utile all'azienda. Ti ha dato uno schiaffo morale. Esatto, mi ha proprio umiliato, devo dire, me e i 3 dell'Ave Maria che sono pensiero, sentimento e sensazione, che sono lì tutti mogi. Come hai fatto intuizione ad avere i finlandesi? Non te lo dice mai, perché l'intuizione dice lo so e basta. Va bene Luca, grazie, un abbraccio, un saluto. Un saluto dalla mia intuizione. Mentre la Lalla nella sua testa sente la voce di Topo Gigio che le dice: ma cosa mi dici mai, quando è di fronte al mistero. Mentre Giuliano Citterio ci dice: è inconcepibile che la Lombardia e il Veneto si debba scegliere se fare una cosa o l'altra, abbiamo i soldi per fare tutto, ci scrive. Mentre ancora l'Anonymous dice: la linea magica forse passa per Varese, Colico e Trieste e ci unisce tutti, è un segno. Beh, sono contento che l'Anonymous sia andato in solluchero per questa faccenda della linea magica, ma noi stiamo per andare a cambiare argomento, perché dopo questo bellissimo brano che stiamo per sentire, che chiude idealmente la parte dedicata alle leggende, tra poco in onda con noi arriverà Pierluigi Pellegrin e parleremo di carnevale e fumetti.
10 milioni l'anno. E io sto in silenzio. Silenzio di tomba. Silenzio, cosa c'è di più? Si aprono le tombe e si levano i morti. No, domani è il mercoledì del Ceneri. Oggi è martedì grasso e quindi il mio martedì giorno. Grasso, mercoledì martedì obeso, quindi è il mio giorno per eccellenza. Quindi meglio, posso stare anche in questo, che mercoledì del Ceneri non mi piace tanto. Mercoledì del Ceneri è completamente tua. No, io resto volentieri qua se posso. La tua forma la tua figura osseiforme. Ma che osseiforme, dai, non è vero. Quattro ossa messi lì. Quattro ossa, un sacco di sangue, quella roba lì. È arrivato Pierluigi Pellegrini, come avrete potuto notare da alcuni piccoli messaggi subliminali. Tra poco arriva invece un ospite. Hai invitato un ospite e non mi hai detto niente? Io mi faccio trovare così? È un ospite importantissimo. È un ospite anche importante. Ugo De Lucchi, il nostro ascoltatore, è anche uno dei Lupo De Lupis. Ugo De Lucchi. Ho capito, Lupo De Lupis. Restiamo nei fumetti in un certo senso, anzi no, in un certo senso. Restiamo prima di tutto perché Ugo ci fa delle rivelazioni. Adesso va di moda chiamarle spoiler. Vabbè, signora mia, dove finirà la lingua italiana, poverina. Comunque, vabbè, accettiamo il modo. Su chi le fa? Su due personaggi molto amati e molto noti nel panorama italiano, molto longevi per quanto riguarda il primo, di Sergio Bonelli, Nolita, Zagor, uno spoiler con un personaggio che io conosco poco, e invece uno spoiler che io non voglio anticipare, straordinario, cioè un incrocio, un crossover, non so, ci spiegherà Ugo, sono rivelazioni, tra Dylan Dog e un personaggio che Dylan Dog è tanto va detto che sono tutti queste tre di questi quattro personaggi sono tra le mie letture preferite da anni per quanto riguarda i fumetti. Qui non Zagor. Anche Zagor è una mia lettura, lo amo. Dylan Dog ti piace? Sì, l'ho tutta la raccolta. E qual è il terzo? Diamo Lazio. Io dovevo fare il PM, io dovevo fare l'imputato Pirlo, cascato proprio in pieno. Povero Pierluigi, è arrivata la veneranda età. Va bene. No, sono sempre stato così. Sono sempre stato così. Ok, perfetto. Sono sempre stato un po' un Pippo di paperino. Per restare in tema personaggio che adoro, fumetti, Pippo, sì. Pippo è il bene. Ma poi soprattutto meglio i topolini. Topolino lo odi. Topolino è un topo, come si fa? Vabbè, i topi fanno schifo, sono orribili. Topolino sono persone malate coloro che amano i topi, come quei pazzi che hanno salvato quell'unico topo obeso che era incastrato nel tombino. Io sono andato lì, avrei tagliato la testa. Un topo prigioniero, non un topo, una pantegana grassa, schifosa, portatrice di malattie e sporcizia, e lì imprigionata. Ti tagli la testa, lo fai fuori. Invece l'hanno salvato. E tutti contenti, felici. Ma hanno fatto se bene, finisce un essere umano nel tombino, invece lo lasciano. Certo, è un essere umano, che schifo, brutto umano. Infatti, su questo concordiamo. Ci fosse il meraviglioso interruttore, spegnerei subito tutto, anche tu. No? Ah no, tu ami. Vabbè. Cosa? Spegnerei l'interruttore dell'umanità. Dell'umanità? Sì. E poi con chi parliamo? È una scena finale, la scena finale di Fuga da Los Angeles. Che lui aveva. Carpenter. Sì, vero. Si spegne i satelliti. Anche per gli ascoltatori, invece, altrimenti sembra che parliamo dei fatti nostri. Con Ugo poi facciamo, che è vignettista, disegnatore, appassionato di fumetti, facciamo anche magari un gioco. Siamo a Carnevale, ma sarò banale, sarò scontato. Quale maschera? Sì. Quale maschera? Bello, è una bella idea. Quale maschera dei fumetti fareste indossare a un a determinati politici? Quale maschera dei fumetti fareste indossare? O maschera di Carnevale, che vale come se fosse maschera di Carnevale. Pulcinella è già preso. Bulegianella. Pulcinella è già preso proprio a chilometro zero, no? È Luigi. Non so, sentiamo Ugo. Non ti sembra Pulcinello? Non ti sembra Pulcinello? Lo zingaretto, scusa, era bello, sembra una maschera che esiste davvero. No, scusami, il gioco è una maschera di fumetti. Ah, scusa, ho sbagliato gioco. Ecco perché. Allora sto zitto. Sbagliato gioco. Certo che viene qua che invita le persone, mi dice poi puoi giocare questo gioco e dice che sono sbagliate le regole
E allora vabbè, allora niente, ho sbagliato, sto qua. No, per carità. Per carità, no, non sono spezzato il cuore. Non ho associato perché stavo pensando a quale fumetto potrebbe essere invece un fumetto disneyano sicuramente, o forse anche Hanna Barbera. Yogi e Bubu potrebbero essere. Sì, e non si dice chi è Yogi. Beh, Yogi chiaramente Salvini. Ma non si dice. chiaro. E Bubu è Di Maio. Mentre che Gargamella potrebbe un po' essere Zingaretti. Però troppo nobile forse. No, Gargamella no, l'avevano trovata Bersani. Sì, Bersani uguale. Gargamella è uguale. Bersani è identico. Renzi e Topolino invece. Sì, beh, c'è anche il dentone un po' sporgente, poi antipatico anche come... Che poi questa cosa, cioè, perché sembra perfettino. Io da tempo chiedo Eccolo qua! Abbiamo un interessamento. No, dicevo, agli esponenti della Lega da tempo chiedo un'interrogazione parlamentare: perché Topolino può entrare nei locali della polizia senza averne titolo, fa indagini, a volte arresta, capito? Cioè, bisogna trovare Basettoni. Squadrismo. Bisogna trovare Basettoni e metterlo in righe. Allora, un saluto e un ringraziamento a Ugo De Lucchi, uno dei fondatori del Mare, adesso lavora anche per Frigidaire e altro. Buonasera Ugo, grazie per la presentazione. Ciao Pier, saluto a tutti e tutto il popolo di ascoltatori da nord a sud, Ugo, che per fortuna ci sentono in tutta Italia. Certamente. Ugo, allora cominciamo prima di tutto con lo spoiler. Zagor e Dylan Dog si incrociano. Sì, ho sentito che anticipavi. Sì, niente, intanto che pare, voce di corridoio, che Flash incontri Zagor. Flash della DC Comic, probabilmente si suppone che questo avvenga perché, visto che lui, data la sua ipervelocità, può andare avanti o indietro nel tempo, si suppone che quindi ritorni nel vecchio West e incontri Zagor. Questa è la supposizione, perché queste, assicuro, sono spoiler verificati, però non so i dettagli, Zagor, perché io sono dell'altra casa forse ci arrivo anche, perché Zagor è entrato nell'orbita di Altrove, che poi ritroveremo con Martin Mister, quindi con Altrove può succedere di tutto. Bravo, e l'altra invece, vedo che sei molto ben preparato. L'altra invece riguarda due fumetti molto amati, anzi Batman di Miller, di Frank Miller, è un caposaldo del fumetto, della narrativa. Ecco, ho già detto, già rivelato. Praticamente abbiamo già svelato, cioè praticamente Batman incontra Dylan Dog, e anche questo è un colpo, cioè proprio pazzesco, perché Dylan Dog ci sta, perché possono ritrovarsi abbastanza simili come epoche, però a che cosa avrà, come dire, quale sarà il motivo dell'incontro, il perché, quindi suscita ancora più attenzione. Fra l'altro sì, condivido, Batman è uno degli eroi, cioè più grossi, più solidi. Siamo comunque sempre nella notte, sono comunque Batman eroe dark e Dylan Dog orbita sì, così come Superman era eroe solare, poi odioso Superman, l'odioso Nembo Kid, l'odioso Superman. Sì, che poi è associato agli di Elohim, che come sapete è il termine biblico con cui viene tradotto Dio, ma qua diventerebbe una enciclopedizzazione che è troppo lunga per i vostri tempi umani. Allora, quali maschere fareste indossare ai politici italiani e non? Maschere del bella domanda, bravo. Maschere del fumetto, ma non necessariamente solo del fumetto. Cominciamo da quello che è stato l'uomo del giorno, Zingaretti. Sì. Guarda, Zingaretti gli metterei la maschera di Goblin, cioè il cattivo dell'uomo ragno, perché è un finto buono. Zingaretti è uno squalotto
come dire, è un genietto malvagio che è lì, cioè, come dire, si sono tenuti, l'hanno covato a lungo, ma bellissimo, l'hanno covato, è meraviglioso. Sì, e pensate invece a Renzi, io pensavo, siccome è un impresentabile, quindi dottor Destino, che non può, che c'è sempre la faccia coperta, no, puntata, o il teschio rosso anche, potrebbe essere in analogia l'antagonista di Capitan America, che invece darei al capitano Salvini, cioè Capitan America fra Capitan America e Thor, perché come dire, ha una purezza che gli fa merito. Secondo me questo gli italiani l'hanno capito, mentre poi aspetta, ti anticipo, Ugo, io Berlusconi pensavo, cioè purtroppo uno di quei personaggi, cioè di quei supereroi che non si ricorda più nessuno, tipo Capitan Marvel o l'uomo mascherato o l'uomo mascherato nel caso di specie, diciamo. Uno facile, Juncker. Juncker, guarda, Juncker super ciucco. Qui il livello di populismo di questa trasmissione ha superato il livello di Guardia e io me ne vado a votare alle primarie del PD. Ecco, ti aspetto. No, guarda, ci sono anima nobile, sono anima nobile del fumetto, sono anima nobile del fumetto con Andrea Pazienza e il gruppo storico, eccetera. Però quando c'è voce, Juncker è proprio. Tanto, scusa Ugo, salutiamo il nostro Marciano Pinti che ci lascia per ritornare domani. A domani! Ecco. Ciao! Ugo, continuiamo allora. Sì. Ecco, io tra l'altro pensavo anche a uno spoiler a questo punto sul Trono di Spade, che visto che ci sono gli spoiler, per cui ci saranno i draghi che faranno lo straforo della TAV finalmente, no? Quindi sforeranno e poi ci saranno i popoli del sud si stuferanno e come dire, affonderanno la flotta delle Sea-Watch scaricaprofughi, che finalmente, e che ci sono due, come dire, antipastini su quello che sarà la nuova serie quindi abbiamo dato anche come dire, un'altra piccola anteprima. Dimmi. No. Ma stavo pensando di parlare, visto che abbiamo anche noi siamo stati anche comunque influenzati anche dal fumetto americano, Trump. Quale personaggio dei fumetti? Quale personaggio? Giusto. No, perché Trump, come dire, lo vedo positivamente. Effettivamente è un capo, cioè potrebbe essere Nick Fury, il capo dello Shield, perché però sì, qualche cosa, cioè, potrebbe essere Superman come immagine, proprio, come dire, sopra, cioè effettivamente è uno che controlla, molto granitico, però c'è anche Putin che è uno bravo, che lavora bene. Anzi, direi che il mondo è in equilibrio proprio perché ci sono sia Putin che Trump. Cioè un buon equilibrio, e Putin, quando l'Europa sarà liberata, finalmente... Ugo, fammi partecipare al gioco. Io Putin lo vedo vagamente come un Dottor Strange. Dottor Strange, hai ragione, è vero. Chi potrebbe essere? Perché io pensavo nel frattempo Di Maio poteva essere un Iron Man, un uomo ragno, cioè, come ci stava, cioè nel senso una persona corretta che però potrebbe a volte essere un pelo in antitesi al capitano, però mi sembra, come dire, che poi viaggiano bene assieme come Vendicatori, quindi sono due leader che è giusto che continuino ad andare insieme. Chi potrebbe indossare? Mi dicevi Dottor Strange, hai ragione, non abbiamo detto chi potrebbe essere. Chi si avvicina? Chi potrebbe indossare i panni di Zagor? Visto che abbiamo parlato di Zagor, Batman. Di Zagor. Che bello, Zagor, Zagor Tenai. Chi potrebbe farlo? Belin, fammi pensare, scusate Belin, ma sono genovese, intercalo, che comunque era il dio della fertilità celtico, per quello che intercaliamo spesso, e era Belenos, e così si invocava Belenos, ed era un dio a forma di fallo,
da lì è rimasto, come dire, nella parlata dialettale il termine Belin ad indicare l'organo maschile, che però appunto era il dio della fertilità. Se non sbaglio, la dea Bellona era la dea celtica della fertilità, sulla quale i Celti avevano fondato un tempio dove adesso sorge il Duomo di Milano e la Madonnina. Bravissimo, ma infatti siamo proprio in pieno territorio. Quando ironizzano sulla Padania, eccetera, eccetera, invece no, cioè proprio dire, è vero che siamo Celti, cioè proprio Celti come lo sono anche il popolo sardo, così come sono ariani, siamo tutti ariani alla fine, anche i siciliani, magari non lo sanno, ma loro sono razza ariana come i greci, come i finnici. È solo che si è svalutato certe parole, e anche è interessante che se ne parli fra fumetto, fantasia, eccetera, perché il fumetto un po' come se in epoca moderna sostituisse un po' la mitologia, ma poi mitologia era storia. Ugo, torniamo sul fumetto. Allora, Zagor non assomiglia a nessuno. Sì, giusto. Esatto. Hai ragione. Io stavo pensando a un ruolo per Mattarella che non mi veniva, però lo sai che Zagor mi sfugge un po'. Ma te, per esempio, chi metteresti a fare Zagor? Non vedo nessuno. Aiutami allora, infatti, perché Zagor alla fine è positivo. Visto che parliamo di politici, allora Diabolic. Diabolic, no, stavo per dire Martina, ma per un'altra cosa, non per Diabolic, perché proprio no. Cioè al massimo Alan Ford. Sì, è vero. A essere bravi, a essere gentili, cioè, uno che si fa la barba e i baffi come il capitano per cercare di fiare dei voti, passato dalla faccia liscia. Per me che disegno fumetti, vi giuro che a volte vedere i politici, e soprattutto anche per il ruolo che faccio quando faccio satira, da 43 anni completi pubblico in Italia, come sai, fumetti e vignette satiriche, fra l'altro, quindi insomma su tutti i principali giornali, e quindi quando vedi i politici eccetera, a volte dico che ci superano, cioè cito Mark Twain un attimo così a caso, che l'unica differenza tra la realtà e la fantasia è che la fantasia deve essere credibile. Che bellissimo, cioè, proprio. Infatti, cioè, io mi alambico, per esempio sto disegnando una storia di luti che fra l'altro, come ti avevo anticipato, è a te dedicata, e in quanto lupo solitario, ma cioè, non tanto, nel senso lupo coraggioso. E poi niente, insomma, e in mezzo a queste meditazioni proprio c'è da rimanere, quando si vedono i telegiornali, si seguono le notizie, si vedono i politici così. E mi scoccia infatti quando il paragono, non è fatto bene a fare il discorso delle maschere eccetera, perché quando cioè come dire, devo ammettere che soprattutto Salvini e Di Maio non sono dei politici, sono della gente, sono delle, come dire, fanno parte del popolo, mentre invece i Zingaretti, i Martina, i Renzi, i Berlusconi, li vedi come altri, cioè loro sono i politici, sono quelli da vecchia Repubblica, da il potere siamo noi, famo bene altri. Invece vedere così queste cose dico, ce ne sarebbe da fare di storie di supereroi cattivi e buoni nella politica, con la politica italiana. Tra l'altro pensavo che gli eroi dei fumetti, stavo pensando a Tex, ma avrebbero in Italia dei grossi problemi non più di natura legale, ma di natura, diciamo, culturale, con la questione della legittima difesa. Tex non potrebbe girare. Hai ragione. Ecco, infatti, sì, hai ragione, è vero, perché oltretutto di questo passo, andando di pari passo, guarda, è geniale questo tuo intervento, perché si riallaccia al discorso. Parto un po' come dire, da lontano, ma arriviamo al punto. Cioè, in America sono arrivati, per fare i politicamente corretti, a mettere a obbligare a mettere l'attore afroamericano, per forza ci deve essere. Quindi in un film di Robin Hood ci devono mettere il coso, perché così gli stradimezzava una legge di Obama.
gli stradimezzavano le tasse, eccetera. E poi, siccome sai come in Rai sono furbi a fare i contratti, i progressisti, no? Sono tanto onesti, sono bravissimi a fare dei contratti chilometrici che durano per dei secoli, e quindi, come dire, non è facile scardinare queste regole, no? Per cui questo è il motivo per cui ci propinano spesso e volentieri, ci vediamo calare dall'alto, cioè, addirittura ho visto un legionario romano africano che era proprio impossibilerrimo, qualunque storico serio mi dà ragione. Quindi lo dico perché come autore di fumetti sono molto ligie, questo l'ho imparato da Andrea Pazienza, da tanti miei colleghi illustri, che è inutile che Moebius, piuttosto che Tamburini, El Liberatore, autori del grande Xerox. Hai appena nominato con naturalezza alcuni tra i maestri riconosciuti nel mondo del fumetto. e perciò dico, tutte persone che mi hanno insegnato proprio ma fino a Chino, a Mordillo, quello di quelle tavole stupende, buffe, eccetera. E, insomma, in tutti i rami del fumetto c'è sempre stata, parlo degli autori seri, quelli di serie A, quelli veramente autori, non di zero cagare, per dire così, quelli che mettono un piede in un centro sociale, un piede in un elicottero, si fanno portare in Siria per andare a vedere i curdi, poi si fanno portare indietro, chiedono il permesso per andare negli Stati Uniti come autore di fumetti, e che ovviamente glielo annullano perché c'hai la tessera di rifondazione o una cosa così, tanto per fare notizie sui giornalini dei sinistra. Al ritorno poi uno dice: ma questo sarà un campione di purezza. Il campione di purezza lavora per la Bau Publishing, che è una casa editrice finanziata e fatta dei figli di due altissimi dirigenti della Fininvest. E ho detto tutto. Invece dico, fate meno i fighetti, cioè meglio, fate meno i puri e sporcatevi un po' veramente, come abbiamo fatto Andrea Pazienza. Io ho 59 anni, quindi posso parlare sul campo, ecco. Cioè, ho avuto anche esperienza, anch'io sono andato, il nostro direttore ha parlato con il direttore di Frigidaire Spagna, ha parlato, se vuoi, anzi una volta lo puoi intervistare molto volentieri, ti racconta queste esperienze in Afghanistan, il leone del deserto, quello che poi fu assassinato con quell'attentato dei finti giornalisti mandati dai talebani. Non so se ricordi questo evento. Sì, in pratica, riconducendo un po'. Esatto, ritornando alla cosa della legittima. Scusami, Ugo, stavo riconducendo, è un pensiero anche ricorrente, sullo sfondo lo abbiamo sempre, no? L'idea che nell'epoca contemporanea a tutti i livelli ci sia la deresponsabilità, non si è più responsabili di ciò che si fa. Bravo. C'è sempre il perdono. Mi è venuto in mente perché, per esempio, non so se hai seguito, una ragazzotta qui a Milano sabato della manifestazione espone lo striscione "meglio buonista e puttana che fascista o salviniana". Allora, che cretina, sì. Ma che cretina, vorrei sapere quanti bancomat hai in tasca, una ragazza così. Ugo, scusami, ma guarda, secondo me è libera. Ti volevo sottoporre questa situazione, anche questo ragionamento, poi tu me lo commenti velocemente. Allora, la ragazza espone pubblicamente il cartello, viene ripreso anche dallo stesso Salvini su Facebook e ha ricevuto degli insulti, e ha fatto la sostenuta, è stata prontamente, chissà come mai, subito intervistata dall'ANSA e ha fatto la sostenuta. Addirittura ha detto: io sono una persona forte, però se qualcuno al posto mio fosse stato meno sicuro, meno stabile, si sarebbe ucciso. Cioè, è arrivata a dire. Allora, io parto da questo: l'idea di una persona che non si rende conto delle conseguenze dei suoi gesti, che per ogni effetto c'è una causa, il processo causa-effetto è un processo che va a tutti i livelli, ma che evidentemente ho paura sia negato negli anni contemporanei, al di là della politica. Tu stesso, no, mi stavi le esperienze tue e dei tuoi colleghi di grande valore come te, cioè avete provato sul campo cosa vuol dire anche prendere, penso, delle bastonate metaforiche, forse non solo metaforiche, ma sapendo che era un rischio che bisognava correre e che non ci si può mettere a piangere. Se io rischio una cosa e poi mi va male, non posso mettermi a piangere, sono io che ho rischiato. Si è perso questo modus pensandi.
Infatti, ma scherziamo, già è un rischio illecito, cioè perché io lo dico anche perché io, a differenza di quella signorina che ha messo il cartello così, io sono nato povero, io a 8 anni pulivo i gabinetti con mia nonna, sono nato in una famiglia operaia, quindi sono uno di strada, e per quello che mi incavolo quando vedo questi figli di papà dei centri sociali che fanno tutti i purini e si permettono di fare sti commenti, mentre invece, perché io il popolo lo frequento, lo vedo, poi io sono stato beneficiato da un dono, dall'arte, e insomma sono diventato un autore famoso e pubblico, ma pur già pubblicando continuavo ad aiutare mia nonna negli uffici. Ogni volta che tornavo a Genova facevo le pulizie con mia nonna, cioè magari avevo fatto un'intervista ai Rai il giorno prima ed ero lì ad aiutarla. E questi qua non hanno, mi viene in mente, pensando a questa tipa, al figlio di David Gilmour, chitarrista di Pink Floyd, stramiliardario, che brucia la bandiera d'Inghilterra, no? A Londra, e il padre giustamente gli ha bruciato la carta di credito e gli ha fatto un mazzo tanto, almeno una cosa buona che abbia fatto lì Gilmour. Però dico, vabbè, oltre alle canzoni, i pezzi che ha fatto, ha dato una lezione al figlio, come dire, sei un figlio di papà, cioè che cavolo vai in mezzo alla gente a fare il coso e bruci la bandiera Inghilterra. Chi può essere, è difficile questa domanda, un personaggio dei fumetti che rifletta questo brutto modo di pensare, quindi un personaggio per forza anche negativo, che rifletta questo modo, questo essere figli di papà. A me adesso veniva in mente, non so perché, Gastone della Walt Disney, Gastone Paperino. Sì, però non è legato ai movimenti politici. Io direi di leggere i fumetti di De Lucchi, perché guarda, ti dico una copertina del male che ho qua davanti, mia, del 2017, 26 aprile. Il Frigidaire del male, sì, lo potete leggere su internet. È un giornale, come dire, ma sarebbe editoria di sinistra, insomma, come storia. Per quello ha ancora più peso quello che dicono. Ci sono due tipi, no? Due tipi da centro sociale, un po', come dire, un po' infelpati, no? Che dice: allora facciamo la rivoluzione, ma siamo solo noi, sono in due. Chi doveva chiamare il popolo? Sono con il telefonino in mano che si guardano. Perfetto. Allora, carina, no? Benissimo, Ugo, devo chiudere perché altrimenti peccato, guarda, è volato proprio il tempo, perché non abbiamo detto chi poteva essere Zagor, ma magari ci torneremo. Ci avranno pensato, anzi potresti lanciare un concorso. Bene, certo. A presto avrai le nuove, il TG che ti avevo promesso. Grazie Ugo, dobbiamo proprio chiudere. Un abbraccio anche e buon lavoro. Grazie, a risentirsi presto. Grazie per l'attenzione. Grazie a te. Per avermi sopportato. Ciao. Dalle 18 alle 19 si ha bisogno di fare un salto nella surreale realtà.